E allora siamo in compagnia di Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Sala Ater, qua a Verona. Insomma, è bella affollata perché c'è un tema da trattare oggi e sicuramente però oggi si va verso quella direzione. Cosa significa essere di destra oggi? Un altro libro della ampia letteratura, sia scritta ma anche orale, su questo tema molto importante. È un'occasione per riprendere un dibattito su una destra che non è liquefatta, è liquida, e cioè che in questi anni si è distribuita nel volontariato, in diversi partiti, nella società è ancora presente e che ha bisogno probabilmente di coagularsi. Quindi su questo tema che è all'ordine del giorno ho chiesto all'amico Marcello De Angelis di presentare il suo libro in cui affronta, dà il suo contributo su questo tema. Quindi l'obiettivo è proprio quello di cominciare a vedere se c'è un terreno comune, un minimo comune denominatore su cui la destra in Italia, che manca ormai da troppi anni, può ritrovarsi. Io volevo approfittare anche di questa occasione per farle una domanda di stretta attualità. Si è appena concluso un grande referendum, se vogliamo, così proprio popolare, ma appunto stravinto per quanto riguarda l'autonomia della Regione Veneto. Ecco, è stata un'occasione di destra o popolare? È popolare, ed essendo popolare è di destra. Oggi credo che una delle definizioni, possiamo dire, della destra è quando una classe dirigente è vicina al popolo. E questa è stata una grande dimostrazione in questo senso. E poi c'è anche da dire che il Veneto, a differenza della Lombardia e di altre regioni, la terra dei padri, la propria piccola patria, comunque la sente, perché ci sono 1000 anni di storia e anche questo è sicuramente di destra. Magari la Lega no, ma il Veneto sì. Siamo in compagnia di Marcello De Angelis. Io mi fermerei qua per descriverla perché insomma noi e anche i nostri lettori sappiamo benissimo il suo curriculum e la vogliamo innanzitutto ringraziare per essere qua a Verona, per un appuntamento molto importante e per una missione che lo è ancora di più, non oggi in questa serata ma proprio per il futuro, perché per capire che cosa è effettivamente la destra oggi, dicendolo da un uomo che in qualche modo ha avuto modo di interpretarla secondo me in una delle forme più grandi nel passato, quindi lo spazio della destra oggi. Allora, lo spazio della destra c'è, è oggettivo, basti sostanzialmente il fatto che ne stiamo parlando e ne stiamo parlando molto. In realtà più che parlare della destra, io mi sono trovato a parlare delle persone di destra. Tant'è vero che il libro non è cosa è la destra oggi, ma che significa essere di destra oggi. Perché in realtà c'è ancora una quantità vasta di persone o che si sentono di destra o che quantomeno sono interessate a comprendere che cosa significa essere di destra oggi. Ovviamente in una situazione che è il risultato di una lunga e grande confusione politica e culturale. E quando mi è stato commissionato questo libro io non avevo le idee chiare su quello che avrei scritto. Il libro si è scritto da solo, come spesso accade, perché io sono stato costretto per chiarirmi le idee di andarmi a rileggere una enorme quantità di libri che avevo letto prima o che avevo nella libreria e che sostanzialmente in qualche maniera avevano lasciato dei sedimenti nella mia vita ma che non avevano mai costituito un corpo organico. Il senso di questo libro, adesso che l'ho scritto, penso di averlo capito, è quello di essere un'occasione per ritrovarsi con le persone della propria famiglia e riconoscersi e vedere effettivamente se ancora siamo una famiglia e se ancora è possibile una casa comune e se abbiamo dei punti in comune che ci caratterizzano. Io ne sono assolutamente convinto, pur nella difficoltà di chiamarli per nome.